Beh, non possiamo che essere felici di come sono andate queste 3 serate del titolo A cena con il paesaggio nell'ambito della Conegliano Valdobbiadene Experience. Siamo partiti dal Colagù, paesaggio e zona iconica, ricca di ricordi, ricca di storie, ricca di segreti, per passare poi al Cartizze, quanto è l'emblema della massima espressione della qualità, grazie a un fortunato incontro di fattori climatici e pedologici, e anche in quella seconda serata il numero dei partecipanti è andato oltre ogni aspettativa, tant'è vero che qualcuno non ha potuto partecipare. Terza serata invece al Castello di San Salvatore si è voluto concludere con veramente quasi un'apoteosi di elementi che ricordano la nostra viticoltura. Ecco per quel motivo si è parlato di varietà antiche, di varietà storiche, però anche di varietà del futuro. I presenti hanno potuto assaggiare, forse per primi nel contesto mondiale, una varietà che probabilmente aiuterà a superare alcune delle problematiche che abbiamo. Quindi non possiamo che fare un bilancio positivo, essere assolutamente soddisfatti, già pensare al 2023, non avremo che l'imbarazzo della scelta, perché quest'anno sono state scelte tre zone, ma ne avremo tantissime altre da proporre ad un pubblico che si è dimostrato assolutamente interessato, curioso, con la voglia di conoscere, ma anche di capire come il Prosecco possa essere associato a diversi cibi, a diverse pietanze, pur sempre in un incontro magnifico di qualità in tutti i casi. In queste 3 serate, a cena col paesaggio, abbiamo degustato, abbiamo socializzato e condiviso il Conegliano Valdobbiadene in 3 location incredibili che rappresentano al meglio il territorio del Conegliano Valdobbiadene. Pensate, siamo partiti da Colagù, dove abbiamo degustato le rive, quello che ci ha permesso a capire al meglio le sfumature e come comunica il territorio, un piccolo territorio, una piccola riva nel Conegliano Valdobbiadene. E poi siamo andati sul Cartizze, al ristorante Salisse, dove abbiamo degustato il Cartizze nelle varie sfumature, nei vari residui zuccherini, e alla fine siamo a Susegana, dove abbiamo avuto il piacere di degustare questi Conegliano Valdobbiadene con le antiche varietà, la Perera, la Bianchetta, la Glera, l'Unga, e ultima ma non ultima, abbiamo avuto l'onore di degustare una Glera resistente per la prima volta in assoluto.